Dopo la prima giornata di campionato in eccellenza che ha visto Gemini, Mazzara e Folgore trovare i 3 punti, tutte le squadre si preparano alla seconda gara della stagione con il preciso obiettivo di recuperare il terreno perso domenica scorsa. L'Acragas, che ha visto svanire all'ultimo minuto la vittoria in terra monrealese e che durante la settimana è andata ancora sul mercato per completare quella rosa, come dire, ballerina durante il precampionato. Domenica prossima la squadra dei Templi salirà in montagna per incontrare nel derby agrigentino quel Gemini galvanizzato dai primi 3 punti in campionato ottenuti contro un forte Riviera Marmi. Il Campofranco, dopo il buon pareggio contro l'Alcamo, cercherà punti preziosi in terra trapanese, affrontando il Quadrato Valderice. Per i giallorossi di Mister Mutolo un altro banco di prova in questo equilibrato torneo di eccellenza, dove cercheranno di giocarsela partita dopo partita e ottenere quella sospirata salvezza il prima possibile. La San Cataldese, reduce dal pareggio contro il Terrasini, cercherà di ottenere l'intera posta in palio contro la Parmonval, che nella prima ha avuto una battuta d'arresto in casa contro il Mazzara. E poi il Camarat, che dopo il pareggio ottenuto contro il quotato Ribera, dove aveva anche rischiato di vincere, nell'anticipo di sabato ai Salaci cercherà di far suo l'incontro con il Monreale. Gli uomini di Mister Maggio hanno una ghiotta occasione davanti il proprio pubblico e cominciare ad assestarsi nelle zone alte del campionato. Il Ribera, reduce dalla bella e per certi versi sfortunata prova contro il Camarat, andrà a far visita al lanciato Mazzara in una gara per i due sarà la vera protagonista del torneo. Completano la giornata Alcamo Terrasini, Palermitana Castellammare e il derby tutto trapanese Riviera Marmi Folgore. Tutte le squadre stanno comunque cercando di assestare gli ultimi colpi di mercato in maniera tale da cominciare veramente questo campionato che si presenta come il più equilibrato almeno degli ultimi 5-6 anni.